Cari amici, ben ritrovati. Festeggiamenti di San Gottardo a Caorera, comune di Quero Vas. In nostra compagnia una componente del direttivo della Proloco, Silvia Zanella. Buongiorno a tutti, buongiorno Luigi, grazie di essere qui. È un piacere nostro essere qui, ben ritrovata anche a te. Raccontaci un attimino come nasce storicamente e religiosamente questa manifestazione. Allora, storicamente San Gottardo è il santo protettore del nostro paese, nonché anche la parrocchia di Caorera è proprio la chiesa, anche la chiesa è di San Gottardo. Allora, noi siamo, tu sai che ormai ci conosci da tanti anni, siamo una Proloco molto operativa, sempre dinamica e questa festa man mano negli anni l'abbiamo strutturata in una maniera un po' particolare, nel senso che ci siamo dati un po' da fare per procurare le erbette spontanee, che sono un bene prezioso anche del nostro territorio, anche perché tu sai che noi facciamo soprattutto anche promozione del prodotto nostro come la zucca santa bellunese, in questo caso le erbette a chilometro zero, quindi per noi è molto importante promuovere l'artigianato locale e anche le piccole aziende agricole locali e i nostri prodotti della terra. Detto questo, noi con le erbette le trasformiamo praticamente in un menù, nel menù, quali possono essere primi al forno piuttosto che le erbe cotte per lo spiedo con la polenta, e vedo che c'è molto riscontro, è molto apprezzato dalle persone. Da parte nostra c'è sempre il massimo impegno nella riuscita, anche soprattutto nell'ambito culinario. Beh, assolutamente sì. Per noi il volontariato è una cosa molto importante. Quando le persone collaborano con noi, Luigi, tu sai bene, ci conosci da tanti anni, per noi è un bene prezioso, sono degli ospiti che lavorano insieme con noi, è un valore aggiunto per noi un volontario. È una cosa molto importante, perché? Perché noi vogliamo l'aggregazione delle persone, vogliamo l'aggregazione, la compagnia. Sì, è una cosa adesso che a te sta molto a cuore. Sappiamo che all'interno di questa edizione della festa di San Gottardo avete organizzato un evento particolare, una sfilata. Sì, essendo io appartenente al mondo della moda da sempre, da tanti anni, abbiamo pensato di organizzare una sfilata di sarti. La sfilata si chiama i Sarti del Cuore e praticamente promuove quella che è l'attività sartoriale e artigianale all'interno della sfilata. Cioè, cosa significa? Abbiamo dei sarti hobbisti e sarti professionisti che avranno modo di sfilare le loro opere qui alla Proloco. Allora, noi perché abbiamo avuto l'idea di questa sfilata? Perché per noi è importante dare valore aggiunto a questo prezioso e bellissimo lavoro. La sfilata si chiama I Sarti del Cuore, proprio perché è un lavoro di tempo e di cuore, che vogliamo valorizzare appunto per le persone che non lo conoscono. Il lavoro artigianale di per sé si distingue dalla standardizzazione di massa, per cui motivo in più per la promozione di questo evento, insomma. Silvia, sicuramente ci riuscirete, anche perché mi dicevi il tuo scopo finale è anche quello di creare rete tra di loro. Esatto, per noi è importante che queste persone si conoscano e creino rete tra di loro, esatto, che condividano, che si conoscano, perché così uniti si fa di più.
Intanto ti ringrazio per l'invito che Grazie a quest'anno voi. hai voluto darci. Io andrò a stuzzicarmi qualcosa da mangiare, a te ti lascio perché so che sei impegnatissima con la preparazione della sfilata, ma non prima di aver dato appuntamento ad ottobre alla Sì. festa della zucca. Sì, mi raccomando, non mancate, a ottobre c'è la festa della zucca il primo weekend di ottobre con tante sorprese, vi aspettiamo.